ciao a tutti, come il veneziano! Siamo sul 3-1, gara 5, primo match ball per il Cume, per il sogno, per un qualcosa che va al di là di tutto impensabile inizio stagione, vincere l'anello NBA. Se vinciamo l'anello, il Cume sarà sicuramente l'MVP delle finali. Perché ha fatto veramente una tripla doppia in gara 4, una roba mostruosa, un Cume illegale. Un Cume illegale. Chris Paul, Pierce, Blake e Blake parte sotto i primi 2 punti per Blake Griffin. Vai. Inizia estrattemuto veneziano qui a Los Angeles. Ha già vinto una partita Miami a Los Angeles. Erroraccio. Peccato bell'assist del Cume. Pierce. Fallo. Cominciano bene i Clippers, ma non sono spaventato. Primo punto per Paul Pierce. 2 su 2 della linea della carità per Paul. Dai ragazzi. Il Cume subito si butta. Yes. Primi 2 punti da sotto per il talentissimo prodotto della Hukla University. Il Cume vuole l'anello, lo pretende al suo secondo anno, è veramente un record. Serve un record, stiamo calmi però. Attenzione, Paul. Il Cume difende bene, il Cume l'hanno un po' criticato per la difesa, non ha ragione. Ma è veneziano. Pick and Cume, la da Wade. Bravissimo Cume. Fa un attacco che poteva essere migliore sinceramente. Bravo Deng. Dall'angolo. Mamma mia, il ferro lo sputa, peccato. La posta in palio è altissima ragazzi. La posta in palio è altissima. Griffin per Paul. Veneziano prova a difendere in maniera perfetta, ma non è facile. È il punto debole del Cume. Pierce tiene palla in faccia, mamma mia, in faccia a Wade. Paul Pierce ragazzi, seconda giovinezza per Paul. Stiamo calmi. Bravo Cume per Bosch. Il Cume dall'angolo impossibile. Era veramente duro, questo me la prende Wildside. E sono 2 punti comodi. Bravi raga. Dovrete fare un inizio tranquillo. Adesso riusciamo a fare un terzo o quarto come quello di gara 4. Bravi raga, bravi. Vai Wade. Bravo Bosch. Manca la primetta dita Bosch e Cume però, Buono Cume, yes! First assist in the game. Madonna, il Cume la stava rubando, do not parole. Vai Cume, Redick, Griffin. Rimbalzo del Cume. Perché sta sbagliando tanto Los Angeles di questo primo quarto. Buono, primo sorpasso. La tensione è altissima ragazzi, un'occasione d'oro. Alley-oop di Griffin. Mamma mia. 6P3 Chris Paul. Dai venezianone. Vai Cume. No, da scaricarlo dietro. Era dietro il passaggio per il tiro da 3. Madonna, quando non mi vanno i passaggi mi gira il cacchius però, Paul da solo. Solo rete, Chris Paul. Prima tripla del porco. Bravissimo Cume. Questo dobbiamo fare. Se noi facciamo questo possiamo fare grandi cose. Griffin.
Qua Paul fa una gran cosa, Però la sbaglia, godo. Contropiedone di Miami, contropiedone di Miami. Bravissimo! Grandissimo Wade che va in lunetta con il tiro libero supplementare su assist del venezianone nazionale. E la mette anche. Grande Chris Paul. Inizio veramente importante. Mamma mia, qua Paul fa veramente un gran numero, Complimenti a Paul. Il Cume no, peccato che da solo. E la mettevo se la azzeccavo il tempismo. Il Cume la ruba però. Signori, il Cume la ruba e si riscatta. Yes! Jump session! Ragazzi, guardate che roba. Miami 59, Clippers 38 all'inizio del terzo quarto. 13 punti, 5 rimbalzi, 14 assist, 2 stoppate e ben 4 palle recuperate. Una cosa devastante, ragazzi. Cioè, buttar via sta partita è pesante, sinceramente. Ma va tutto bene, Fio, va tutto bene. Cioè, li stiamo massacrando, ma stiamo calmi. L'anello non è poi così lontano, ma stai zitto come. Attenzione Paul qua un po' da solo, la mette. Però sono 21 i punti di vantaggio. È una roba impensabile alla vigilia. Avrei messo 1000 firme. Attenzione il Cube. Brutta stoppata ho preso qua. Ma soprattutto le 4 palle recuperate. Ne ho recuperate 2 consecutive a Paul in maniera devastante. Attenzione, ma perché li lasciamo da soli? Meno male che non hanno una gran serata al tiro. E questo mi fa godere. E io sto facendo degli assist, 15 assist già all'inizio del terzo quarto. Cioè, qua devo mettere Hall of Fame fra un po'. A parte gli scherzi, mi stanno i 2 capolavori, le 2 partite più belle della mia carriera, proprio nelle 2 partite decisive finora. Però Kume non parlare troppo perché si fa presto a perdere. Con 19 punti. E quello anche marcato bene oggi, Bravo, ecco la premiata dita. Yes! Mamma mia, ragazzi, il Cume. Signori, cos'è veneziano? 16 assist. DeAndre Jordan cerca di tenere a galla i Clippers, ma se io mi limito a segnare a 2 punti a azione, è fatta. Attenzione ancora la prima dita. Stavolta Bosch sbaglia, ma va bene. Va bene ragazzi, non importa. Poi cominciamo a difendere, però non mi piace questo approccio del terzo quarto in difesa. Per cortesia. Ah no, questa azione mi stanno peccato. Li stiamo massacrando sul pick and Kume. Il pick and Kume indiano, ragazzi, ha fatto la storia di questa stagione, mamma mia. Dai. I Clippers sono sull'orlo di perdere la seconda finale consecutiva per quella prima persa contro i Chicago Bulls con Pau Gasol, MVP delle finali. 13 punti, 6 rimbalzi, 16 assist, 2 stoppate e ben 4 palle recuperate. Completo questo Kume. Basta fare una partita tranquilla e arriva il 4-1, che vuol dire titolo. Occhio Griffin. Li stanno segnando con troppa facilità però, Mi sta abbastanza facendo girare i coglioni questa cosa. Dai fioi. Relax. Il Kume prova un tiro impossibile. Troppo Kume, questo no però, i Clippers stanno dando il tutto per tutto adesso. Pierce da solo. Tutti i rimbalzi stanno prendendo fioi. Svegliamoci. Svegliamoci. Che non hai vinto ancora niente. E il Kume qua si sveglia. Yes! Se volete troppo avanti però so cazzi vostri. Sta venendo fuori una partita memorabile.
Ma perché non era il mio, non era il mio Paul. Non era il mio. Cioè Pierce, io avevo Paul. È normale che adesso loro stanno cercando di mettere tutto, ma d'altronde è impossibile che finisca con tutto questo scarto. Però meglio essere così. Madonna, il Cume si inventa un capolavoro! Con un po' di fortuna mi arriva un assist micidiale. Mamma mia. Non molliamo niente per il momento. E arriva anche il rimbalzo. E arriva anche il fottutissimo. Da 3. Yes! Yes! Da 2, peccato. Ragazzi, è quasi fatta. È quasi fatta. 28 punti, 8 rimbalzi, 21 assist. 5 palle recuperate. E 2 stoppate. Ho anche messo 2 triplone. Mamma mia, il primo anello della mia vita. Non ci voglio credere, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ho indovinato le ultime 2 partite e non so neanche come. Prova un triple impossibile da casa sua. E ormai va tutto. E ormai va tutto. Solo rete per il talentissimo veneziano che sta portando a casa un anello devastante. Mamma mia, non avrei mai pensato a fare una roba del genere quando ho cominciato. Ho preso questo gioco per caso, perché quest'anno ero un po' indeciso. Poi quando ho visto PES, che veramente mi ha stradeluso per console, ho detto fiori, andiamo su NBA. E stiamo creando un'altra serie cumendiana che... Arriva un altro titolo per il Cume. Un altro titolo. Guarda che roba! Ciao! Ciao Los Angeles! Bye bye Los! Pazzesco, purtroppo i Clippers hanno perso tantissime palle, 5 da me, ne hanno recuperate tantissime anche Wade, tutti. L'hanno persa l'ala, perché comunque i suoi 94 punti i Clippers li hanno fatti anche oggi. Però noi, raga, ma... Vara, che attacchi di merda. Ciao! Yahoo! No! La sbaglia Wade, il piccolo Wade la sbaglia. Vabbè, ormai come se ne frega anche di tutti, mamma mia, stiamo vincendo a Los Angeles. A Los Angeles, allo Staples Center di Los Angeles, California. E se stoppavo Jordan, veramente potevo anche... Ciao. È stata una serie bellissima con Los Angeles, stracombattuta, 2 overtime. Però alla fine, quella vittoria arrivata che stavamo perdendo all'overtime, esco per falli, i miei rimontano 5-6 punti e vinciamo, là è cambiato tutta la serie, fiori. Là è cambiato tutto, 55 secondi. Mamma mia, veneziano è quasi in lacrime. Il primo italiano a vincere l'anello da protagonista, perché insomma, il Bailey non l'ha vinto proprio da titolare. E si va a vincere, ragazzi. Siamo campioni NBA. Siamo campioni NBA. E forse che MVP della finale, anzi senza forse. Eccolo qua il bel Cume. Eccolo qua. Siamo campioni. Sarebbe stato bello vincere a Miami, ma chi se ne fotte, ragazzi. Se volete anche la terza stagione ve la posso anche fare da campioni in carica. Ma siamo campioni, le lacrime scendono dal Cume. Eccolo qua, bellissimo come il sole di notte. Eccolo qua, veneziano. We are the Cume. Incredibile, ragazzi, incredibile. Miami è campione NBA. Attenzione! Attenzione! Siamo i campioni! Siamo i campioni! MVP della finale, MVP il Cume. Signori, MVP. Raga, un saluto del comandante veneziano. Se volete ancora NBA, si ripartirà con la prima gara della terza stagione, dove sicuramente spero di essere a Miami e festeggiare con la coppa. All'American Airlines Arena. Ciao!